Esordio assoluto per le telecamere della Wii Sport nel campionato siciliano occidentale di eccellenza. Facevano tappa infatti nella figura di Nicola Buscemi al Pasqualino Stadium di Carini per raccontarvi della partita di cartello della 17ª giornata che metteva di fronte Parmonval e Canicattì, padroni di casa che devono fare ancora il loro esordio nel nuovo anno. Hanno visto infatti rinviarsi la sfida della 16ª giornata contro il Partini Caudace, quinta forza del girone a quota 27 punti. Fronteggiava invece la seconda della classe, il Canicattì, che sta duellando con il Licata per la vetta della classifica ed è reduce dalla vittoria di misura per 1-0 contro il Mussomeli. 42 i punti all'attivo per i ragazzi di mister Nicola Terranova. Dirigeva l'incontro il signor Giuseppe Lipari della sezione di Trapani, i suoi assistenti Francesco Bonaccorso e Antonio Alessio Di Paola della sezione Etnea di Catania. Completo biancazzurro per i padroni di casa, Total Red invece per la formazione agrigentina. Si schierano a centrocampo le due formazioni di fronte a una folta cornice di pubblico. Contendono anche il primo possesso i due capitani, che verrà gestito dalla formazione casalinga di mister Calafiore, che si schiera in campo con un solido 3-5-2, risponde con un plurioffensivo 4-3-3 il Canicattì. Possiamo passare al film della gara che si apre al nono di gioco con questa verticalizzazione improvvisa sul quale fa buona guardia il classe 85 Francesco Tarantino, uscendo fuori dalla propria area di competenza. Al quarto d'ora ancora Canicattì che muove bene il pallone tra le linee, riesce a sventare tutto però la retroguardia di mister Calafiore. Al 29esimo bella sventagliata che va a pescare sul binario mancino Angelo Caronia, si alza però la bandierina, il secondo assistente e il direttore di gara si scaldano anche gli animi sugli spalti quando al 32esimo Polito ha l'occasione sul proprio mancino di sbloccare il match, calcia però a fondo campo. Al 37esimo reclama anche un calcio di rigore la formazione agrigentina. Caronia infatti fa il suo ingresso in area, viene travolto da Marongo, non c'è nulla per il direttore di gara, resta qualche dubbio dal nostro rallenti. Sarà questa l'ultima emozione del primo tempo, squadre alla pausa sul risultato di reti bianche. Si torna in campo nella ripresa a parti invertite, non cambia l'inerzia della gara col Canicattì che cerca a più riprese di portare a casa i 3 punti. All'occasione al 50esimo sul destro di Polito deve fare gli straordinari Tarantino mandando il pallone in corner. Al 52esimo ci riproverà la formazione di mister Nicola Terranova, questa volta con un'azione sviluppata dal binario mancino, prova a prendere il centro del campo, lascia andare il destro trovando i guantoni di Tarantino, prova a mettere il naso fuori la Parmonval. Al 55esimo quando Caronia vede respingersi il tentativo dalla retroguardia agrigentina, reclama un calcio di rigore all'ora di gioco la Parmonval per questo tocco di mano in area di rigore, difficile da decretare anche dal nostro rallenti se Comegna tocchi o no il pallone col braccio. Minuto 65, bordata incredibile di Giuseppe Tedesco che colpisce la faccia alta della traversa, un missile terra-aria sul quale non avrebbe potuto far nulla Tarantino. Anche la sfortuna si mette contro i ragazzi di mister Terranova. Parmonval che mette il naso fuori al minuto 74 quando Giorgio Stassi prova a svettare su questo corner. Sarà lo stesso numero 9 locale a farsi cacciare anzitempo negli spogliatoi per questa entrata scellerata ai danni di Di Mercurio, ineccepibile il cartellino rosso sventolatogli dal direttore di gara Lipari. Parmonval in 10 in questo finale di gara. All'84esimo ci proverà allora a sfruttare la superiorità numerica il Canicattì con questo tentativo da distanza siderale di Vito Lupo, che trova però il pronto e reattivo intervento di Tarantino. Dovrà capitolare però la retroguardia locale. Al minuto 86 cross di Maggio, si avventa Angelo Rosella e spizza il pallone quanto basta per gonfiare la rete e regalare al Canicattì il vantaggio a 3 dalla fine. Passa in vantaggio la formazione di mister Nicola Terranova grazie alla rete di Angelo Rosella. 3 punti fondamentali che permetteranno agli agrigentini di balzare in vetta alla classifica per una notte. Ci sarà la pronta risposta però del Licata, che invece asfalterà tra le mura amiche per 8-0 il Castelbuono. Intanto un saluto da Claudio Costanzo e da tutta la Wii Sport che come sempre vi rimanda al prossimo servizio.